Buonasera da Portotolle, palazzetto di Catiepolo pieno, sugli spalti i pescatori del Delta che vivono con la pesca e con la pesca hanno dato benessere a questo territorio e vedono nel granchio blu una minaccia per il loro lavoro. La presenza degli esponenti della Regione Veneto Corazzari e Cestari, nonché il loro deputato Conte, a significare la vicinanza delle istituzioni per trovare una soluzione a questo problema. Laura Cestari, consigliere regionale, naturalmente la Regione è vicina per la risoluzione di questo problema. Cosa state facendo? Che azioni state proponendo voi in Regione? Allora, la Regione è da tempo vicino al tema, soprattutto attraverso il nostro assessore alla pesca, l'assessore Cristiano Corazzari, che è del territorio, quindi conosce bene la morfologia, ma anche le dinamiche, le problematiche relative al granchio blu, ma non solo a quello, in generale relative alla pesca. Siamo in contatto costante noi della Regione con gli europarlamentari, in particolare con Rosanna Conte, insomma, che si sta occupando del tema e che ha presentato anche a livello europeo un'interrogazione della quale stiamo ancora aspettando risposta, per cui lo stesso onorevole sta pungolando sul tema per avere delle risposte che siano definitive. Per noi è importante arrivare alla commercializzazione del prodotto affinché possa essere in un qualche modo poi venduto in maniera legale e possa arrivare sulle nostre tavole in maniera legale e fare in modo che anche il fenomeno poi sia messo sotto controllo. Ci stiamo arrivando, c'è una grandissima interlocuzione con tutti gli addetti al mestiere, diciamo, con tutte le associazioni di categorie di chi si occupa poi sul territorio del tema, e siamo sicuri che insieme si possa arrivare ad una soluzione che sia finalmente definitiva dopo tanti anni di un problema che già c'era ed oggi è ancora più sentito. Adesso è una questione che riguarda lo Stato perché la Regione si è mossa correttamente. In Europa io mi ero già attivata con la mia INIREP, con una relazione iniziativa sull'aumento delle temperature delle acque, che aveva visto come conseguenza la tropicalizzazione di alcune specie, e questo si è verificato perché il granchio blu è da metà del XX secolo che è da noi, che sta girando, però adesso si è proliferato in una maniera insostenibile ed è, come è stato detto, non voglio ripetermi, un animale invasivo, un predatore. Cosa stiamo facendo in Europa? Brevemente, perché bisogna prima risolvere il problema da un punto di vista italiano. In Europa io appunto ho fatto questa INI-report, poi dopodiché ho presentato un'interrogazione chiedendo esattamente come l'Europa intendesse provvedere a indicarci anche dei mezzi di cattura specifici, dettagliati per quanto riguarda questo animale, perché sappiamo che rompe le reti, le taglia, poi per non dire, lo sappiamo benissimo, lo sapete meglio di me, che mangia soprattutto le cozze, le vongole e le ostriche, ma non solo, e quindi sta creando veramente un danno alla biodiversità marina, ed è quello che interessa all'Europa, salvaguardare l'ambiente. Quindi si sono già attivati con la CGPM, che è un organo importante a livello ultra europeo, dove hanno iniziato degli studi, delle ricerche 2022-2024 per capire come poter affrontare questa situazione e capire anche se mettere questo tipo di crostaceo all'interno delle specie invasive.